uscita infrasettimanale con lo zio elettrificato su turbolevo. Ha detto che mi porta a fare il giro delle 3 signore, delle 3 tipe, delle 3 robe di parenti, famiglia. Vediamo che giro mi fa fare, sono curioso. Ma quindi era una sorpresa, mi ha portato sulla mia salita preferita, così la riprovo dopo il video dell'altro giorno. Qui è dove stavo per esplodere l'altra volta, passato indenne, salvo. Credo che sembra molto poco battuto e tanto vigoroso. Secondo me di qua non si va da nessuna parte. Ti credo, Spottone della Specialized, comodissima da portare a mano. no, in realtà sto per camminare. Evidentemente non era il sentiero giusto. Via. Bellissimo questo sentiero, peccato che non porti da nessuna parte. Ok che in discesa non vado, ma quanto va lo zio in discesa? Una roba incredibile. Ciao, buongiorno. Il giro delle 3 sorelle, perché ci sono 3 salite, qualcosa del genere. Da qui siamo tornati giù verso il circolo Pietrarossa, andiamo su di nuovo e prendiamo la famosa salita del Quadrivio, quella che qui si chiama la salita del Quadrivio.
preso il pedale. Passa a destra, vai vai. Sera. Sono a sinistra. Probabilmente devo da panca alla fine. Sempre bella anche questa salita, Poi qua è figo perché puoi andare dove vuoi, per quello lo chiamano quadrivio. Ecco, questa salita non è propriamente da definirsi amabile, è tutta così. Pessima scelta, la prima volta che lo sento dove mi dice. Pensate che qualche divisa. Esatto. Pessima scelta. Questo in discesa sì, ma in salita veramente è fastidioso. Scusa, ciao. Oh, qua scollina. La prima volta che dico qua scollina è della verità. Che poi non scollinava veramente, mancava questo, quindi tradizione rispettata. Tutto pedalabile? Sì. Buona partita.
prima del rientro a casa su asfalto chiudiamo questo anello qui. Prima eravamo di là, abbiamo preso un'altra svolta e torniamo un pezzettino indietro per prendere però un bel single track che corre a fianco della strada e di solito è molto bello, guidabile, quindi proviamo, sfidiamo quei nuvoloni là in fondo, spero che non prenderemo la pioggia. Comunque, al di là delle famose endorfine che vengono prodotte qualsiasi tipo di attività fisica si faccia, la bici è una roba davvero simile a una droga. Ad esempio adesso sì, sono stanco, comunque arrivo da una giornata lavorativa, però se devo scegliere di tornare a casa o allungarmi come sto facendo adesso per fare un altro pezzetto, lo faccio. Bello. Portone giù di qua. Ingarellati, bello. Bello il giro di oggi con lo zio, elettrificato come sempre. Abbiamo fatto un giro easy, sono
una trentina di chilometri con 360 metri di dislivello. Abbiamo fatto 3 salitine, niente di che, le 3 sorelle, il giro delle 3 sorelle come lo chiama lui. Erano posti in cui ero già stato, ma è sempre bello fare un giro con qualcun altro in compagnia. Ci sta, soprattutto infrasettimanale, che ti dà quell'energia che ti serve per chiudere la settimana. Bello, mi piace. Che bella salata. La chiudiamo con questo tramonto qui. Ciao.